Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il video numero 2 della mia serie su esplorazione di luoghi abbandonati in città. Allora, per questo secondo video, a proposito, scusate il ritardo, ma non lo so, 2020, basta che dico questo per spiegarmi, ok, ci siamo intesi. Oggi esploreremo la cartiera abbandonata di Roncaiette. Allora, se vi state chiedendo cos'è una cartiera, non lo so, cercatelo su Google, lo cercherò anch'io dopo. Comunque presumibilmente una fabbrica riguardo alla carta. Non ho, diciamo, tantissime informazioni su questo luogo, quindi sono molto curiosa, è la prima volta che ci vado e la prima volta ovviamente con la telecamera, riprese, ringraziate il mio fantastico cameraman ancora una volta, Tommaso. Dato che appunto è il 2020, comunque, ok, possiamo andare. Ok, stiamo entrando. Purtroppo siamo venuti qua un po' tardi. E c'è già poca luce, saranno le 4 e mezza, ma vediamo cosa riusciamo a fare. Dai, quindi dici che sono i giornali di quando sto posto era aperto? Sì, tipo, vedi, partita doppia, come dire. Non lo so! È un registro di economia per tenere i conti. Dicembre 1949, 29 dicembre. Ma sei serio? 29 dicembre del 49? Sì. E questa roba è qua da allora? In teoria sì, e alcune pagine sono bruciacchiate. Sì, è vero. Forse è stato qualcuno. Però... Probabile. Punta verso il tuo cappotto. Ok, meglio così credo. Meglio. Volevo solo dire che vedo che ci sia uno scatolone con delle coperte dentro, ma è troppo piccolo perché ci stia una persona. E so che in questo posto, diciamo, alcuni volontari hanno messo su un rifugio per gatti. Se vedi i gatti girare è normale, insomma. Vieni. Ci sono mobili. Sembra cose da veramente le ufficio, riprese di un forse. film horror. Riprendi le finestre? Non c'è solo le finestre. L'apocalisse. Là il soffitto si sta, come dire, rovinando, forse per l'umidità. O giornali! Le corse dei cavalli! 14-15 maggio del 94. Beh, è qua da un po', insomma. È più vecchio di me. Immagina di essere completamente al buio e poi vedere questo. Però è molto bello. Sentiti davanti magari. I'm on the way right now. I'm making plays right now. Fico. Vieni per di qua. Questo è il posto dove la gente veniva a farsi le foto. Occhio. Sì. Dici che è sicuro? Se mi spezzo una gamba. Cosa? Che schifo. Oh cazzo, c'è un ragno enorme. No, Un ragno letteralmente enorme, il più grande che abbiamo mai visto. no. Ok, fantasmi, ma i ragni no. Ma vedi che le scale dopo non ci sono. Sì, guarda queste sono distrutte. Sì, non ci sono solo le assi, non ci sono più le scale. Vieni qua. Oddio, una scala intatta. Siamo al piano di sopra. Stai attento dai miei piedi. Sì, è pieno di vetro. Cos'è? Un ripostiglio? Qua è tutto distrutto. Oh mamma. Ok.
Non mi sporgo oltre, ma si vede chiaramente che come non c'era il soffitto sotto non è rimasto niente del pavimento. C'è una roba appesa che non so cosa sia, un calcinaccio. Oh, Guarda, fai vedere il calcetto. giusto. Quindi qua si bagna tutto. Ecco perché sta marcendo tutto, niente tetto, acqua dovunque, niente. Dicio, Che c'è la corda. hanno provato a prendere di più. C'è una bella finestra. Ok. Fai un... Com'è il panorama? Guarda, io mi sa che ho trovato un albo a fumetti. Non ci credo! Un catalogo di moda anni 90. Ok, io mi gaso con poco, però dai, è forte. Cazzo, cos'è questo? Qua cosa c'è? Tutti i raccoglitori. Registratore vero sul numero 2. Non dirmi che questo è il libro francese delle medie perché urlo. Un fenêtre sous la France. Com'è la mia pronuncia? Oh mio Dio! Guarda! Andiamo dall'altro punto. Decisamente recente, no? Dalla a me, devo riprenderti. Si vede? No. Dammi la luce. Avvicinati. Avevano murato ma qualcuno ha rotto. Sì. Vado a dare un'occhiata. Su scale in legno. Non saprei. Vabbè, non è alto. Va bene, vai a dare un'occhiata. Portati la telecamera e la luce. Lasciami lo zaino. Se muori almeno riprendili. Esattamente. Oh no, fucking no. Perché? Sono tutte di legno le scale. E allora? E allora? Hai paura di cadere? Ho paura che si rompa. Vanno parecchio verso l'alto, non mi fido. Perché sono in legno. Ho mandato Tommaso dentro quel buco, sì, lo so, ha esplorato un po', ma non è voluto salire fin sopra, perché le scale in legno sembravano piuttosto traballanti, ma oltre a quello sembrava non esserci granché. Quindi adesso ritorniamo nel salone grande di prima, me la stai puntando addosso. Facciamo super veloce, sta diventando un po' creepy. No, col cazzo. È troppo buio. Cos'è? Guarda, non si vede niente neanche con la telecamera. Ragazzi, mi dispiace, ma c'è un'atmosfera letteralmente da film horror qua dentro. Vuoi che andiamo via? Cioè, nel senso, io non so se voglio andare via, tu vuoi andare via? Questa è la luce che punta alla sala. No, non mi sembra il caso. Non so se andare. No, ok, è arrivato un rumore stra inquietante da là in fondo. Io non ci vado. No, mi prendi in giro. Col cazzo, Guarda- non l'hai sentito? No, non ho sentito niente, mi prendi in giro. Era un tonfo stra grosso. No, fanculo. Io là non ci vado. No, ok. Ok, basta, andiamo. Tu ci credi anche ai fantasmi? Sì, però
C'era un cazzo di tonfo enorme. Magari era un gatto, ti vedo? Sì, sì. Magari era Satana. L'abbiamo disturbato. Ok, allora siamo usciti definitivamente. Un pezzo interessante, direi. Non consiglio di venirci, o meglio consiglio, se ci si viene, di fare molta attenzione, perché se già il seminario abbandonato di Salvazzano era messo male, questo posto è messo ancora peggio. C'è stato un incendio, come abbiamo visto, soffitti e quindi i pavimenti di alcuni piani sono crollati. Devo fare l'outro serie da youtuber, ok? Allora, se il video vi è piaciuto mettete like, e se siete interessati a continuare questa serie insieme a me di esplorazione di posti abbandonati, e beh, iscrivetevi pure al canale. Non vedo l'ora, tra l'altro, di leggere i vostri commenti, se non so qualcun altro è stato qui o qualcuno sa qualcosa della storia di questo posto, della cartiera di Roncaiette. Sono davvero molto molto curiosa, e noi direi che ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao! Quanto è creepy.